Bentornati al nuovissimo appuntamento con le previsioni meteo. Eccoci giunti quindi alla giornata di mercoledì, perché giungerà quindi questo fronte che si situerà sulla Germania e porterà qualche rovescio temporale tra il Veneto e il Friuli Venezia Giulia, anche sul Trentino Alto Adige. Si spingeranno anche fino alle aree pianeggianti, specie tra il Veneto orientale e il Friuli Venezia Giulia. Queste le aree più colpite tra mercoledì e venerdì. Ma ovviamente la fase clou del maltempo andrà a verificarsi in giornata di venerdì. Infatti vedete come l'evoluzione si presenta a causa di questo minimo depressionario che dalla Gran Bretagna si sposta rapidamente proprio verso il centro Europa e porterà quindi l'innesco di forti temporali proprio su queste aree. Altrove invece non avremo fenomeni assenti, quindi persisterà l'anticiclone e persisterà il caldo oltre i 32 gradi sulla Val Padana, picchi invece di 34-35 gradi sulla Toscana, poi anche sulle zone tirreniche, al sud addirittura sul Cavaliere delle Puglie oltre i 36 gradi. Toccheremo quindi valori molto più alti, e queste le zone più soggette ai fenomeni. Come vedete le prealpi venete, Dolomiti, il Friuli Venezia Giulia, poi questi fenomeni potranno tendere poi a spostarsi entro il tardo pomeriggio alla serata sulla pianura orientale veneta e anche comunque compreso il Friuli Venezia Giulia. Qui viene meno visto, ma è anche il Friuli Venezia Giulia il più favorito. Altrove non si verificheranno fenomeni. Come vedete giornata di giovedì è possibile che invece assisteremo al passaggio di una piccola goccia fresca che si situerà dai Balcani fino ovviamente al nord-est dell'Europa. Ancora della variabilità, si saremo sul Trevento nel pomeriggio, ma con bassa probabilità di fenomeni sui monti. Sul resto dell'Italia è soleggiato, a parte però qualche rovescio temporale sul settore abruzzese e quello laziale. Anche su quello lucano è possibile, con temporali anche forti, con grandinate di piccole dimensioni. Mentre da venerdì assisteremo a un deciso rinforzo dell'anticiclone che quindi spazzerà via questa aria un po' più fresca e torneranno ad aumentare le temperature da sud-ovest. Nel corso invece, proprio nel weekend, dopo questa ripresa da sabato potranno venire delle perturbazioni atlantiche sull'Europa occidentale. Di conseguenza proprio sulla Francia una disposizione di questo ciclone potrebbe innescare poi l'arrivo di un fronte da sud-ovest, la spinta di queste correnti più umide atlantiche che potranno interagire, quindi allontanare un pochino l'anticiclone e portare della possibile instabilità, ma come vedete solo su queste aree proprio al nord-ovest, quindi il torinese, soprattutto sulle medio-alte pianure del Piemonte, poi anche sulle Alpi e le prealpi lombarde. Questa è la maggior probabilità entro la serata di sabato 19 luglio. Capiremo ovviamente meglio l'evoluzione poi, ma come vedete questo è il segnale di come le temperature saranno in forte calo proprio sull'Europa occidentale nel weekend, mentre continueremo invece ad avere caldo molto intenso sul resto dell'Italia. Anche al nord pensate valori tra i 32 e i 34 gradi di massima, con afa piuttosto moderata. Mentre l'ultima parte che potrà segnare quindi un varco anche alle perturbazioni atlantiche è una possibilità comunque ancora bassa che dal 21 possono riaprirsi quindi le correnti umide atlantiche, tornare a spingere fino al nord Italia, il più favorito, per portare quindi più piogge e la distribuzione di temporali maggiori. Capiremo meglio ovviamente tutto nel dettaglio. Come vedete è ancora un'evoluzione più incerta e la capiremo meglio ovviamente nel corso dei prossimi aggiornamenti man mano che ci avviciniamo ovviamente a questo periodo.